Viaggiano gratis da oggi le forze dell'ordine in Sicilia sui mezzi pubblici. Decreto legge per vietare ai minori l'uso dei cellulari. Tutto fermo sul verde pubblico a Favara, l'intervento dell'opposizione. L'orrore di Altavilla, ancora al centro delle indagini. Calcio, risultati di Serie D, eccellenza e promozione. Il Pro Favara torna alla vittoria. Benvenuti su TVA Notizie. Da oggi le forze dell'ordine in servizio in Sicilia potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Il servizio di Arturo Cantella. Anche quest'anno le forze dell'ordine potranno viaggiare gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano. Lo ha stabilito un decreto dell'assessore regionale delle infrastrutture Alessandro Aricò. Il provvedimento, valido dal 19 febbraio, è rivolto alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale e Provinciale, le Capitanerie di Porto, Guardie Costiere, alle Forze Armate, al personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, al personale di prefettura incaricato allo svolgimento di attività di polizia o di ordine pubblico. Con questo provvedimento, dice il Presidente della Regione Schifani, il mio governo vuole dimostrare vicinanza e sostegno a tutte le forze dell'ordine impegnate ogni giorno a presidio della legalità e dell'incolumità dei siciliani, uomini e donne che con grande spirito di sacrificio e di coraggio svolgono un ruolo essenziale per la salvaguardia della convivenza civile e della pubblica sicurezza. Questa misura, aggiunge il governatore Schifani, si traduce in un vantaggio per tutti, perché alla presenza sui mezzi di questo personale è una garanzia contro eventuali situazioni di rischio. Un segnale importante, sostiene l'assessore Aricò, che rafforza la collaborazione della Regione con tutte le categorie delle forze dell'ordine che ogni giorno lavorano in Sicilia per la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo consolida una collaborazione per i viaggiatori che si sentiranno più sicuri nel sapere che all'interno dei nostri mezzi di trasporto ci sono soggetti in grado di prevenire eventuali pericoli. Pronto all'Ars un decreto legge del deputato pediatra del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro per vietare l'uso di cellulari e dispositivi digitali ai bambini. Domani a Palazzo dei Normanni conferenza stampa per presentare l'iniziativa. 2 crolli sotto lo stesso nome, ovvero Esselunga. Di un altro cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga si era già parlato lo scorso anno a causa di un crollo avvenuto a Genova, per fortuna senza gravi conseguenze per gli operai. La ditta committente e quella appaltatrice coinvolte nel nuovo tragico crollo di Firenze sono le stesse di Genova. Il committente del cantiere di Firenze, dove sono morte 5 persone, è la Villata SpA, presieduta dall'ex ministro agrigentino Angelino Alfano. Sul fronte delle indagini, intanto, il ministro del Lavoro ha assicurato il massimo impegno per l'accertamento dei fatti da parte della magistratura e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il nucleo Carabinieri per la tutela del lavoro. L'erosione non risparmia le spiagge, aggredita anche quella di Licata.
Gestione del verde pubblico a Favara, è tutto fermo. La denuncia del consigliere Giuseppe Lentini. Giuseppe Moscati. Gestione ai privati delle aree verdi e delle ville comunali a Favara. Tutto fermo, lo evidenzia in una nota indirizzata al sindaco il consigliere comunale Giuseppe Lentini. L'esponente socialista punta il dito accusando il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale che non riescono, a suo dire, a sfruttare e a sviluppare il grande potenziale rappresentato dall'affidare alla gestione dei privati le aree verdi e le villette comunali. Era l'11 ottobre 2022 quando il Consiglio Comunale approvò il nuovo regolamento di gestione in uso di aree e ville comunali adibite a verde pubblico, evidenzia Lentini nella sua nota, dopo un lungo lavoro iniziato dalla Presidente Mignemi e ultimato insieme al Consiglio Comunale, un regolamento finalizzato a dare la possibilità a privati di gestire, rendendole pienamente fruibili, ville comunali oggi chiuse e continuamente vandalizzate. Ma a distanza di oltre un anno e mezzo si attende la pubblicazione di almeno un bando per l'affidamento di almeno una villa. Per sollecitare l'amministrazione comunale in questa direzione, Lentini ed altri consiglieri comunali avevano presentato un'interrogazione datata 1 dicembre 2023 per capire come mai dagli uffici comunali non era arrivato niente o comunque non vi era notizia. Lentini prende ad esempio Villa Giufà, dove recentemente sono stati ultimati i lavori per impianti sportivi e giochi. Villa, che scrive Lentini, rappresenta un potenziale enorme per il suo impianto sportivo, dove la gente andava a fare jogging e sport. Adesso è praticamente chiusa, con le associazioni che farebbero a gara per gestirla, ma anche Villa Ambrosini, dove è presente un campo di bocce, un parco giochi, anch'essa non fruibile e a rischio vandalizzazione. Interrogazione che, evidenzia Lentini, a distanza di oltre 2 mesi non ha avuto ancora alcuna risposta, con diversi cittadini, quindi non solo consiglieri comunali, che si chiedono il perché. Noi come loro, conclude il consigliere Giuseppe Lentini, attendiamo le risposte. Esperti a confronto su intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici. Il tema verrà affrontato il prossimo 9 marzo alla Biblioteca Lucchesiana, che promuove l'iniziativa in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Agrigento e il patrocinio del Parco Archeologico Valle dei Templi. Veniamo alle segnalazioni dei cittadini per i competenti uffici comunali. Oggi vi proponiamo un video che riguarda il viale Emporium di San Leone, praticamente una strada asfaltata da qualche settimana, diciamo alla meno peggio, con i tompini tutti sotto il livello stradale. Molti si chiedono se i lavori sono stati collaudati oppure c'è la speranza che si riesca quantomeno a mettere a livello i tompini. Qualcuno fa notare pure che da questa strada transita ogni giorno il sindaco di Agrigento. Mariano Massaro, riconfermato segretario regionale del sindacato Orsa. Una conferma importante alla guida del sindacato Orsa in un momento in cui i diritti dei lavoratori sembrano essere spesso messi in discussione. Sono sempre messi in discussione i diritti dei lavoratori, da 30 anni quasi faccio sindacato, combattiamo sempre per fermare questa tragedia che è sempre la compressione dei diritti ma purtroppo anche dei salari. A Rimini si è svolto il congresso del sindacato, è stato un congresso molto importante dove abbiamo affrontato tutti questi punti e tutti i problemi che si stanno presentando anche con le privatizzazioni, con le liberalizzazioni, con una gestione liberista di tutti i governi, non soltanto parlo del governo di ora ma anche di quelli che li hanno preceduti. È chiaro che c'è stata la mia candidatura, sono stato candidato dal mio settore, da Orsa Ferrovie, però ho avuto anche l'appoggio di tutti gli altri settori. Volevo un attimo riposarmi perché l'età avanza e le energie non sono quelle dei 20 anni, ma una candidatura così importante all'unanimità
mi costringe e mi onora di essere stato rieletto segretario generale dell'Orsa, che in questi 4 anni ha avuto un'evoluzione, è cresciuta numericamente, sono arrivati 3 settori nuovi, il settore porti, il settore igiene e ambiente e il settore importantissimo del trasporto aeroportuale, che non avevamo all'interno di Orsa Trasporti. Adesso è arrivata questa segreteria nazionale molto importante che completa il comparto trasporti dell'Orsa, quindi è stata un'occasione aggregante, dialoghiamo con gli altri sindacati ma anche con la politica laddove si rende necessario. A Messina le priorità sono tante, diciamo, i livelli occupazionali sono sempre quelli di sempre e i nostri giovani purtroppo prendono il traghetto e lasciano la nostra terra per andare a lavorare altrove. Le opportunità di lavoro sono poche, tra le priorità c'è di discutere proprio nell'ambito dei trasporti di questo ponte sullo stretto di Messina. Voi sapete che noi notoriamente siamo contro il ponte, però stiamo analizzando quale opportunità può portare e mettendolo nella bilancia quali sono i costi e i benefici. A livello di trasportistica in generale abbiamo un ATM che funziona bene all'esterno, ma c'è una compressione dei diritti dei lavoratori all'interno che va sicuramente contestata e chiarita alla città. A livello di mare, noi siamo una città di mare, stiamo perdendo qualche pezzo, Blue Jet ha perso l'appalto, l'ha preso la Liberty, ma abbiamo avuto qualche perdita di posti di lavoro nel passaggio da Blue Jet a Liberty Line. Quindi le priorità sono tante anche qui sul territorio. Io dovrei occuparmi di fatti nazionali, ma sono della città, sono messinese, quindi spesso bazzico anche i tavoli territoriali perché c'è la necessità di un peso politico del sindacato di base. Compie 10 anni l'unità cinofila della Marina Militare. Vediamo il servizio che riguarda l'addestramento dei cani. Cash, Levio, Ben, Dea, Ipa non sono dei cani qualsiasi, sono dei cani speciali, utilizzano l'olfatto, l'udito e la vista per compiti molto delicati. Loro sono alcuni dei militari a 4 zampe dell'unità cinofila della Marina. 2014-2024. La capacità cinofila della Marina Militare compie 10 anni. Il secondo capo aiutante fuciliere di Marina, Francesco Iorio, è referente cinofilo di Forza Armata. Da dove nasce l'esigenza di dotarsi di un nucleo specialistico come questo e in che scenario viene utilizzato e come funziona la formazione sia per quanto riguarda i conduttori che per quanto riguarda i cani? La Marina dal 2014, come ben detto, si è dotata di questa capacità cinofila di Forza Armata in grado di contribuire efficacemente alle varie esigenze operative sia in ambiente terrestre che marittimo, sia in territorio nazionale che logicamente anche all'estero. Infatti le spiccate capacità sensoriali dei cani garantiscono alla Forza Armata uno strumento di scoperta, di deterrenza ed eventualmente anche di soppressione della minaccia che allo stato attuale si è dimostrato unico e insostituibile. Per quanto riguarda la formazione, gli operatori, compresi anche i binomi, quindi il conduttore con i cani, vengono formati presso degli enti di formazione della difesa, dove al termine dell'iter formativo acquisiscono la doppia capacità, sia la capacità PD, Patrol Dog, che non è altro che la scoperta del personale di intrusi, e sia la capacità EDD, Explosive Detection Dog, è una specialità per l'individuazione di materiale esplosivo, che combinate insieme sono classificate come PEDD, Patrol Explosive Detection Dog, una capacità molto complessa ma che si adatta alle specificità dell'attività della Marina Militare. La
L'addestramento continuo e specialistico e le capacità sensoriali dei cani rappresentano uno strumento operativo molto versatile. A bordo come a terra, l'impiego del nucleo è di fondamentale supporto anche alle operazioni della Brigata Marina San Marco e del Gruppo Operativo Incursori per implementare le misure di Force Protection. Politica, prove di dialogo tra partiti alla Regione. C'è un'intervista ad Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle. Vediamo. All'Ars sono iniziate le grandi manovre in vista addirittura delle prossime elezioni regionali. Intanto un dato di fatto: le opposizioni trovano compattezza attorno ad alcuni temi, si lavora insieme e questo è anche una prova, potrebbe essere generale, addirittura si vocifera un accordo con il Movimento Sud Chiama Nord. Cosa c'è di vero? Sicuramente c'è di vero che alla scorsa finanziaria abbiamo iniziato un percorso di opposizione parlamentare che sicuramente ha portato degli ottimi risultati non solo nella finanziaria ma anche nei mesi successivi. Vedi la bocciatura di 2 disegni di legge del centrodestra, quello per salvare gli ineleggibili e quello per ripristinare gli organi politici delle ex province. 2 disegni di legge cari al centrodestra al Presidente Schifani che sono sicuramente inutili per il popolo siciliano e che sono stati bocciati grazie alla compattezza delle opposizioni. Poi da qui alle prossime regionali ancora ci sono 4 anni e tante cose possono succedere. Sicuramente sappiamo che dobbiamo provarci perché è quasi impossibile che le opposizioni, se non si presentano unite, possano battere il centrodestra qualora questo si presentasse unito. Però questo è un quadro tutto ancora che deve evolvere perché in questo momento il centrodestra è lacerato e sono sicuro che dopo le europee lo sarà ancora di più. Cateno De Luca, un personaggio sotto il profilo politico spesso contestato sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle, però si sa, talvolta in politica bisogna fare anche altri ragionamenti e bisogna guardare in faccia la realtà. Ecco, la possibilità di potersi trovare assieme, in parte lei ha già risposto, è con l'obiettivo di battere il centrodestra. Ma sicuramente ci sono tante cose che ci hanno diviso e che tuttora non ci rendono, non su tutti gli argomenti vicini e omologabili. Siamo forze politiche diverse che hanno storie e radici diverse, dobbiamo essere capaci di creare eventualmente un programma che sia unitario, dove gli impegni sono chiari, sono riconosciuti e concordati. Ci sono ancora 4 anni ed è giusto soprattutto rispettare l'elettorato e capire se è d'accordo con questa ipotesi, perché non deve essere una manovra di palazzo ma deve essere una manovra in cui il territorio si riconosce, altrimenti è inutile. Ecco, è importante condividere con la base del movimento questo passaggio che potrebbe portare ad esprimere come candidato alla presidenza della regione De Luca. Cateno. Ora ne esageriamo, dico, poi si vedrà chi esprime il candidato alla regione, anche perché il Movimento 5 Stelle, i suoi candidati e le sue legittime ambizioni, quindi questo poi si discuterà quando sarà il momento. Ripeto ancora, ci vogliono 4 anni. L'ambizione di Cateno De Luca è quella comunque. È naturale, io pure ambisco a fare il Presidente della Repubblica, ma non ho l'età, come diceva una vecchia canzone, visto che siamo in periodo di Sanremo. Anche la Caritas diocesana di Agrigento aderisce alla colletta di solidarietà e di pace in favore della Terra Santa. È possibile donare fino ad aprile. Carnevale di Sciacca, il carro allegorico Le False Verità ha vinto l'edizione 2024. Le immagini della manifestazione.
Ponte sullo Stretto di Messina è tempo di espropri. La mappa entro 10 giorni. Il servizio da Messina. Importante incontro a Roma, presentato il progetto del Ponte sullo Stretto, presente anche il sindaco della città, anche perché Messina in questa fase, da come ci viene detto, ci devo sapere, sarà particolarmente interessata a partire dalla questione degli espropri, che fosse un nodo cruciale e spinoso. Credo sia il nodo principale rispetto a un processo che in questo anno è andato avanti in maniera spedita. Ho preso atto, insieme anche al sindaco di Villa San Giovanni, c'era anche il presidente della Regione Sicilia accanto a me, il presidente Occhiuto in videocollegamento, che le parti amministrative che riguardano l'aggiornamento del progetto sono state completate dalla società Stretto di Messina. Ora c'è la parte più burocratica legata al parere di impatto ambientale, il MASE, il CIPES, tutta una serie di azioni che oggi entrano nel vivo e che vedono sicuramente la nostra città protagonista. Dal mese di marzo incominceranno gli incontri per quanto riguarda le procedure di esproprio. C'è stato presentato a grandi linee il contenuto del progetto che ci verrà consegnato in questi giorni. Ci sono degli elementi che hanno un impatto importante sul territorio, ma questo già lo sapevamo. Vediamo ora di capire, al di là della parte amministrativa, come la città può dare un supporto a un'opera che è fortemente voluta dal governo e che sta andando avanti. La preoccupa per quanto riguarda il viadotto Ritiro la replica della Toto Costruzioni, che non ha dato più i tempi certi, aveva dato il DG del CAS l'altro giorno in commissione consiliare? Il tema del viadotto Ritiro è stato affrontato in un incontro istituzionale che abbiamo fatto con il nuovo direttore del CAS, che è venuto qua circa 15 giorni fa per presentarsi, ma anche per discutere dei temi che, se non sono fortemente legati alle competenze del Comune, servono al Comune, perché il viadotto Ritiro è un elemento fondamentale per la viabilità della nostra città, della nostra provincia. L'intendimento del direttore è stato quello di accelerare, l'ho visto abbastanza risoluto, le dichiarazioni della Toto riguardano sicuramente i rapporti che ha con il CAS. Sono convinto che il direttore saprà fare valere le ragioni di chi ha ragione, scusate il gioco di parole, ma quello che interessa a noi, credo a tutti i cittadini, è che quest'opera, ferma da oltre 30 anni, si definisca in maniera chiara. Il rischio che si possano allungare anche per i tempi? Il problema dei tempi e delle incompiute è un problema che viviamo giornalmente. Vi ricordo Tremestieri, che forse oggi davvero ha trovato una via di risoluzione. Io mi auguro che giugno, quella che è stata la data indicata dal nuovo direttore, sia giugno. Credo che la Toto farà il lavoro dell'impresa che sa fare, e mi auguro che trovino la quadra, perché noi siamo spettatori e attenti a un problema che davvero dobbiamo chiudere. C'è la convinzione dell'apertura dei cantieri del ponte, a proposito di infrastrutture, già entro quest'estate, ma da sindaco c'è la convinzione che non ci saranno problemi come quelli che stiamo purtroppo raccontando in questi ultimi anni? Questo è il problema, o meglio il dubbio, la preoccupazione che non ho solo da sindaco ma anche da cittadino, come tutti i cittadini: l'apertura e magari la non immediata chiusura dei cantieri. Certo, è un cantiere importante, è un cantiere che deve essere tenuto sotto controllo, è un cantiere che, se partirà a luglio, ripeto, magari nelle parti delle indagini, nelle parti dei servizi collegati, quindi non la famosa prima pietra, dovrà essere ben attenzionato. È una preoccupazione che però dipende non solo dalla volontà politica, ma anche dalla serietà di una ditta, in questo caso Eurolink WeBuild, che credo il proprio lavoro lo sappia fare e lo sta dimostrando. E restiamo a Messina. Denuncia per i ritardi degli esami diagnostici che richiedono mesi e mesi di attesa. Cure oncologiche, propedeutiche anche alle visite, al percorso che voi avete avviato, che purtroppo state facendo, visite necessarie, prenotate, richieste presso le strutture pubbliche del nostro territorio e poi rinviate di parecchi mesi. Noi, in quanto ex pazienti oncologiche, siamo chiamate ogni 6 mesi a fare degli esami strumentali che fino all'anno scorso riuscivamo a prenotare sempre con un anticipo di 1 anno in maniera abbastanza tranquilla, ma praticamente nell'ultimo periodo questi esami strumentali, nel mio caso ecografia e mammografia, magicamente vengono rimandati, cancellati e non si capisce bene quale sia il motivo. Fatto sta che noi ex pazienti oncologiche dobbiamo portare questi esami per fare la valutazione al nostro oncologo ogni 6 mesi, e quindi dobbiamo avere il tempo di fare questi esami. Non avendo più
posto e spazio nelle strutture pubbliche dobbiamo essere dirottate sul privato, e questa è una cosa che fa veramente tanta rabbia, perché appunto noi abbiamo diritto a fare gli esami ogni 6 mesi, a non pagarli perché abbiamo l'esenzione, e a farli secondo me pure nelle strutture in cui siamo state sempre seguite. Si parla tanto di prevenzione. Chiudono le porte a chi come me ha una patologia, ha un'esenzione. Nel mio caso specifico a me è stata cancellata una ecografia al seno 5 giorni prima dell'esame stesso. Ho chiesto la possibilità di essere dirottata in un'altra struttura, ovviamente pubblica, essendo esente, e non mi è stata data la possibilità. Mi è stato riprogrammato questo esame a distanza di 10 mesi. Lei dove aveva prenotato l'esame, dove doveva farlo? Io avendo seguito tutto il mio iter a Taormina, struttura d'eccellenza, io dico sempre, se io sono qua è grazie ai medici che ci lavorano là dentro, se sono viva è grazie a loro, quindi ho sempre deciso per tempo, chiamando sempre l'ASP almeno 6 mesi prima, di prenotare la mia visita lì. Quando l'ho fatto ovviamente mi è stata inizialmente confermata la visita, dopodiché 5 giorni prima, come dicevo, mi è stata annullata. Io ovviamente chiedo quella struttura perché mi ha seguito e conosce bene il mio iter, però l'avrei fatta in qualsiasi altra struttura, poteva essere il Pavardo, poteva essere il Policlinico. Il problema è che mi è stato detto mi dispiace signora ma non c'è posto, quindi a me cosa rimane che fare? Andare privatamente a sborsare i soldini e a darli. Abbiamo pensato di fare un comitato, ci stiamo informando per capire come fare un comitato non a scopo di lucro, ma semplicemente per raccogliere le testimonianze di tutte queste persone, questi cittadini che hanno veramente difficoltà a prenotare in struttura pubblica e devono purtroppo ricorrere a quella privata per un eventuale esame. Noi non ci fermeremo, abbiamo già fatto una pagina Facebook che si chiama Voce e Vita, perché dobbiamo assolutamente raccontare le nostre storie e dobbiamo fare in modo che questa cosa finisca. Cronaca, riciclaggio di auto rubate a Brancaccio, 20 misure cautelari. Il servizio. Riciclaggio di autovetture rubate ed estorsioni commesse con la tecnica criminale del cavallo di ritorno. Personale del commissariato Brancaccio ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta del PM nei confronti di 20 persone. Il gruppo, con base operativa allo Sperone, è risultato responsabile di un vasto giro di riciclaggio di auto rubate. Gli indiziati alteravano i dati dei telai mediante nuove punzonature, riportandovi quelli di auto incidentate, quasi tutte inutilizzabili, acquistate per questi scopi. Dopo aver montato sulle auto rubate ripunzonate le targhe delle auto incidentate, riuscivano a commercializzarle dopo inesistenti collaudi, cambiando fraudolentemente la destinazione d'uso da autocarro ad autovettura attraverso la complicità di un impiegato della motorizzazione civile di Palermo arrestato per fatti analoghi nel febbraio del 2023. È stato anche possibile accertare come il gruppo si sia reso responsabile di varie estorsioni consumate ai danni di proprietari di auto rubate, restituite dopo essere riuscite a riscuotere le somme di denaro estorte adottando la tecnica del cavallo di ritorno. In particolare sono stati riscontrati 22 casi di riciclaggio di veicoli, 3 casi di ricettazione presso depositi individuati durante le indagini, 14 estorsioni, 8 furti di autovetture. Le indagini sono partite nel giugno del 2022, dopo il furto di una Fiat Panda ritrovata dal proprietario qualche giorno dopo. Il personale della polizia scientifica aveva trovato un'impronta appartenente ad un pregiudicato, in contatto con un altro pregiudicato, in passato indagato per avere fatto parte di un sodalizio dedito a questo tipo di traffici criminali, e così si procedeva con approfondimenti investigativi sui diversi rinvenimenti di auto rubate avvenuti in quel periodo, tutti contraddistinti dalle stesse particolarità, e cioè le auto al momento della riconsegna si presentavano integre ad eccezione del danneggiamento delle serrature degli sportelli e dei quadri di accensione. E da Palermo un altro servizio che riguarda l'orrore di Altavilla Milicia. Proseguono le indagini. Vediamo.
Sarebbe drammatico il racconto della 17enne che ha partecipato all'assassinio della madre Antonella Salamone e dei due fratelli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5 anni, seviziati e uccisi durante un folle rito di liberazione dal demonio. Protagonisti dell'eccidio familiare di Altavilla Milicia sarebbero stati il marito della donna, Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia e da due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo, esattamente come aveva dichiarato Barreca fin dal momento della sua farneticante telefonate ai carabinieri. Buonasera, mi devo consegnare, mia moglie era posseduta, in pratica è morta mia moglie, i demoni mi stanno mangiando pure a me. Adesso sono tutti in carcere con l'accusa di omicidio plurimo, aggravato da motivi abietti e soppressione di cadavere. La ragazza avrebbe lasciato senza fiato i magistrati del Tribunale dei minorenni con dichiarazioni di interminabili violenze e torture, tutte riscontrate peraltro dai periti dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Eravamo in cucina, mia madre era a terra, ha raccontato la 17enne. Erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. Torturata a turno, mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io per paura non l'ho fatto. La ragazza avrebbe chiarito che la madre è morta il 9 febbraio dopo essere stata seviziata per un giorno e seppellita in una buca scavata proprio dal marito e dal figlio. Poi è stata la volta del piccolo Manuel, anche lui torturato, perché dicevano di non vedere un bambino di 5 anni ma un demone, e infine del fratello più grande, Kevin, che nel frattempo scriveva via chat al suo miglior amico: qui ci sono due fratelli di Dio per liberare mia madre e mio fratello che hanno i demoni molto maligni addosso. Sono spaventato, ma questo è il mio credo, io metto tutto nelle mani di Dio e lui provvederà. Dalle indagini comunque si intuisce che ad un certo punto il ragazzo abbia provato ad allontanarsi da quella casa, ma sarebbe stato bloccato dal padre e poi legato con l'aiuto della coppia palermitana con una catena arrugginita, fili e cavi, facendo anche lui una fine atroce. Una serie di visioni sconvolgenti confermate anche dalle parole del procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio. In tanti anni di carriera non ho mai visto nulla di più orribile. L'autopsia sui corpi martoriati di Kevin ed Emanuele si è conclusa ieri sera. Per quanto riguarda i resti della mamma, si dovranno attendere ancora l'esame del DNA e tutta una serie di indagini. Le salme dei due fratellini sono tornati oggi ad Altavilla Milice, dove il comune ha allestito la camera ardente che resterà aperta per tutta la giornata. Il parroco Don Salvo Priola in serata celebrerà una messa funebre. Il sindaco Pietro Virga ha proclamato il lutto cittadino e ha annunciato che l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo. Sport, calcio, commento ai risultati di Serie D, eccellenza e promozione. Ascoltiamo Carmelo Lentini. In Serie D Girone I tutto sotto il segno del Trapani, che grazie alla nuova vittoria esterna ottenuta sul campo dell'Ocri e alla concomitante sconfitta esterna del Siracusa a San Luca, porta a 10 i punti di vantaggio e si avvia a tagliare meritatamente il traguardo della promozione in Lega Pro. Bene anche il Canicattì che supera il Castrovillari, mentre l'Acregas in classifica generale perde qualche posizione, male il Licata che invece perde la Ciriale con il più classico dei risultati. L'Acregas, che ha osservato un turno di sosta, a questo punto scivola al 12° posto, ma si ritrova al riparo da eventuali ritorni dalla zona bassa. Attenzione al Real Casalnuovo, prossimo avversario vengazzurro del Seneto, che ha superato la Vibonese, attuale terza forza del campionato. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa giornata. L'Ocri Trapani 0-3, Reggio Calabria batte Gioiese 2-1, Aciriale batte Licata 2-0, Canicattì batte Castrovillari 4-2, Igea Sant'Agata 2-0, Reale Casalnuovo Vibonese 2-1, San Cataldese Ragusa 0-0, San Luca batte Siracusa 1-0, hanno riposato Agregas e Portici. In eccellenza l'attaccante Pavisic segna di testa il gol del vantaggio per il padrone di casa del San Carlo Misilmeri, poi la Nissa pareggia con Neri. La compagine nissena infatti ha rischiato grosso, come anche lo stesso Profavara in casa con il Fulgatore. Infatti la compagine giallo-blu in inferiorità numerica sin dal primo minuto per l'espulsione del proprio portiere, solo in piena zona recupero è riuscita a trovare la rete della vittoria con Marino. Adesso il distacco si riduce a 4 punti.
Il prossimo turno la Pro Favara gioca sul campo della Folgore Castelvetrano, mentre la Nissa in casa con l'Accademia Trapani. In promozione Girone A, nuova sconfitta interna dell'Empedoclina con il Forte Parmonval, che si arrende ai gol di Zervo e Larizza e si ritrova sempre più in zona play-out. Anche il Casteltermini conosce l'onda della sconfitta, cedendo di misura però nel derby contro i cugini del Gemini, che brindano al successo con una rete di Marrone. Bello e convincente invece il successo esterno del Camarat, che sbanga il campo dell'Iccarense con la doppietta di Bambà e la rete di Marchica. Ancora calcio, la Pro Favara torna a vincere battendo il Fulgatore per 1-0. Giuseppe Moscato. La Pro Favara torna a vincere dopo la sconfitta di Castellammare, che aveva creato sconforto e un po' di amarezza, e tra le mura amiche delle Bruccoleri si impone con non poca fatica sul Fulgatore. Grazie al pareggio esterno della Nissa rosicchia 2 punti alla capolista, portandosi adesso a -4 dalla vetta. È stata una gara sofferta che si è posta subito in salita per la Pro Favara, che da appena 2 minuti dal fischio d'inizio perde il portiere Scuffia, che viene espulso dall'arbitro per avere fermato l'attaccante avversario, sfuggito ai difensori con un velocissimo contropiede, averlo atterrato ed avere toccato anche la palla con le mani fuori dalla sua area. Fuori Caternicchia per far posto al portiere Sansone, mister Catalano è costretto, essendo rimasto in 10 uomini, a cambiare gli schemi, ma anche con un uomo in meno, e la Pro Favara a fare la partita. Diverse le occasioni prodotte, ma la partita sembra stregata e l'estremo difensore ospite in ottima forma, che riesce a salvare il risultato in almeno 3 nitide occasioni prodotte da Ficarrotta e Lucarelli. Al 70° le forze in campo tornano in parità per l'espulsione del trapanese Grimaudo per somma di ammonizioni. Il gol della vittoria, più che meritata, arriva a 2 dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro e il difensore Marino a stoppare la palla in area ed insaccare da distanza ravvicinata. La partita già in se stesso era difficile, perché venivamo da una settimana un po' complicata. Ritrovarsi dopo 2 minuti in 10 non è stato facile. Invece io devo fare complimenti a questi ragazzi per quello che sono riusciti a fare oggi, perché anche in 10 non abbiamo subito mai un tiro in porta, abbiamo giocato anche molto bene a calcio, abbiamo creato qualche situazione importante, secondo me c'era anche qualche calcio di rigore, e poi alla fine abbiamo spingendo siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, che per noi è fondamentale, a prescindere dalla classifica, ma anche a morale, che fa bene a morale per i ragazzi. E poi la cosa più importante oggi per me era ritrovare lo spirito giusto, ritrovare quella serenità che questa settimana, dopo lo scivolone che abbiamo avuto a Castellammare, abbiamo ritrovato. Quindi sapere che i ragazzi sono sempre pronti a qualsiasi cosa e a qualsiasi difficoltà, questo per me è una cosa importante, me l'hanno dimostrato anche oggi. Sicuramente in queste 8 partite ci sarà ancora tanto da vedere. Quindi il campionato non è compromesso? Ma io credo di no, eravamo a 3, ora siamo a 4, come dico sempre, alla fine tiriamo le somme, quindi noi dobbiamo cercare di fare il nostro cammino e vediamo dove possiamo arrivare da qui alla fine. Devo fare complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, perché giocare tutta la partita in 10 uomini, e dico in 10 uomini, non è facile, considerando pure che l'espulsione del portiere condiziona anche molto l'assetto tattico che aveva predisposto il mister. Quindi giocare 95-96 minuti così, io devo fare solo complimenti. La partita è una partita del cuore, i ragazzi hanno dato l'anima dal primo minuto fino all'ultimo e l'hanno voluta e l'abbiamo meritata. E poi naturalmente dicevamo questa sofferenza che secondo me non è stata soltanto dell'uomo in meno.
No, la sofferenza è che, ripeto, nel momento in cui esce dall'inizio della partita il portiere, tutto quello che si è provato in settimana salta e quindi la squadra, che comunque, ripeto, in 10 contro 11 non ho visto la differenza fino all'ultimo, fino a quando loro sono rimasti anche loro in 10, ma non c'è stata differenza perché si sono chiusi 11 giocatori dentro l'area e per la prima volta devo dire che non ho mai esitato a dare sempre parole di lode agli avversari, ma questa volta vengo a dire che qui il Fulgatore è venuto a chiudersi dentro per cercarsi il punto, infatti non hanno manco tirato in porta nemmeno una volta. Io posso dire che questa è la più bella partita della mia squadra. Ed ecco l'autore del gol, arriva tardi e forse per questo per la Pro Favara è stato più bello? Sì, devo dire che il gol, a parte che lo cercavo da molto tempo, era mancato in varie occasioni e per fortuna è arrivato, è stato un momento di gioia sia personale di tutta la squadra, quindi sono molto contento. Il gol è arrivato dopo un cross, i miei compagni hanno fatto la torre, io ho fatto di tutto per metterla dentro. Marino, è stata una partita più sofferta del solito? Forse naturalmente gli schemi sono saltati, dopo 3 minuti è uscito il portiere. Sì, come dici tu, naturalmente restare in 10 dopo 2 minuti ci ha penalizzato un bel po', però devo dire che la squadra ha reagito bene perché abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e non abbiamo mollato e alla fine penso la vittoria sia ampiamente meritata. A margine dell'evento sportivo si registra la forte presa di posizione e la ferma condanna da parte della società della Pro Favara in merito al comportamento antisportivo di una decina di pseudo tifosi che sembra abbiano avvicinato il pullman del Fulgatore all'arrivo allo stadio indossando dei passamontagna e avendo in mano dei bastoni. A Favara non sono ammissibili tali manifestazioni che cozzano con la politica della nostra società, si legge in una nota diffusa a fine gara dalla Pro Favara. Noi portiamo le famiglie allo stadio, i bambini delle scuole calcio e gli studenti di tutti gli istituti scolastici della città. Per noi il calcio è aggregazione e non motivo di violenza e lo testimonia il comportamento fin qui tenuto in tutte le partite in casa e fuori dalla nostra tifoseria organizzata e dagli sportivi. Non capiamo e non giustifichiamo quanto accaduto nella prepartita di una gara tranquilla, si legge ancora nella nota della Pro Favara. Questo sparuto gruppetto di tifosi è stato subito allontanato e tutto prontamente è ritornato alla normalità anche grazie alle forze dell'ordine in servizio allo stadio. Ma ribadiamo la nostra ferma condanna sul comportamento non sportivo tenuto da un manipolo di ragazzi che fortunatamente non rappresenta la nostra tifoseria. Ci dissociamo come società e chiediamo scusa agli amici del Fulgatore. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.